Ciao a tutti, in questo video voglio dimostrarti un esercizio molto efficace. Andremo a lavorare sul sistema nervoso e in particolare sul nervo vago. Se soffri da dolore cervicale e emicrania o mal di testa, questo esercizio fa per te. Useremo tre particolari ingredienti. Useremo il nostro collo, useremo i nostri occhi e useremo il nostro respiro. Ho fatto un video riguardo un esercizio molto simile dove usavamo solo gli occhi, quindi guardare a destra e a sinistra per 60 secondi, insomma questo se non l'hai mai visto si chiama Nervo Vago Reset nel mio canale, ti metterò tutto il link in descrizione. Questa volta useremo un ingrediente in più, quindi il nostro collo. E quello sicuramente che ho fatto in precedenza, Nervo Vago Reset, è molto potente, fatto però insieme ad altri esercizi potreste avere un beneficio ancora ulteriore. Si chiama Salamandra 1 questo esercizio. Perché Salamandra 1? Perché ci saranno altre due versioni di questo esercizio, Salamandra 2, Salamandra 3, dove andremo a lavorare un po' diversamente. Sono in progressione. Questo esercizio è stato ideato da Rosenberg, un dottore osteopata danese, un esperto del sistema mind-body, quindi del sistema nervoso. L'ho provato personalmente per anni, quando ho iniziato ad avere problematiche persistenti alla mia cervicale mi ha aiutato tremendamente, ecco perché volevo fare un video per divulgarlo a tutte queste persone che hanno dolore e tensione cervicale. Sono sicuro che vi darà un grande beneficio. Ve lo dimostro, si fa in 3 step. Il primo step, parliamo di check della mobilità del collo, quindi dobbiamo fare un controllo prima su come lavora già il nostro collo per poi andarlo a influenzare con questo esercizio e poi ritestare nuovamente se l'esercizio ha dato beneficio oppure no. Si fa in posizione seduta. Io adesso sono qui seduto su un tappetino da yoga in posizione con le gambe incrociate, e puoi farlo tranquillamente in posizione seduta su una sedia, ok? Quindi posizione dritta con la schiena, ok? Andremo a fare un check della mobilità del collo come? Semplicemente andando a fare dei movimenti graduali lenti di rotazione. In questo caso prima vado a vedere dove riesco ad andare in rotazione. Ovviamente io non ho problemi, magari tu arriverai fino a qua, normalissimo, magari fino a qua, e inizierai a avere tensione. Ok, perfetto. Qua stiamo semplicemente testando dove arrivi. Quindi se in rotazione destra arrivo qua, perfetto, ricordatelo, sai dove arriverai in rotazione destra, andiamo in rotazione sinistra. Magari qui arrivi un po' più avanti. Ok, qui semplicemente noti dove arrivi. Quindi rotazione, andiamo in piegamento laterale, quindi non è più rotazione, piegamento laterale, nota dove arrivi, destra e sinistra. Ok? Andremo a fare poi l'ultimo controllo sulla parte di flessione, quindi andiamo verso il soffitto e noti dove arrivi. Stessa cosa in piegamento verso il pavimento e noti dove arrivi. Perfetto, ora che sappiamo la nostra base, ok, andremo a fare direttamente l'esercizio sul nervo vago. Questo si fa semplicemente piegando lateralmente la testa da una parte destra e poi dalla parte sinistra, ok? Quindi andremo sulla parte di laterale, quindi il piegamento laterale dove senti, dove puoi, sentirai magari che arriverai in un punto dove senti quella tensione, senti quel discomfort, ma è ancora gestibile. Rimani lì, non voglio che vai più avanti, ok? Non voglio che vai in una situazione in cui non puoi controllare, stai, però devi comunque sentire un pelino di tensione. Quindi stai dove puoi, quindi sempre dritto con la schiena. A quel punto andiamo a muovere gli occhi. Se andiamo, adesso stiamo andando sulla destra, muoveremo gli occhi sulla parte destra,
quindi vado a guardare sulla parte destra, estrema destra, ok? E rimango lì. Lo so che non è una cosa confortevole, ma rimarrò lì e in questo modo sto andando a tonificare, a regolare già questo nervo vago, ok? Rimango lì 30-60 secondi, respiriamo in modo lento e profondo. Non è una situazione in cui ti sentirai a tuo agio, magari all'inizio, è normalissimo, ok? Ma cerchiamo di stare lì almeno 30 secondi. Se stai lì 1 minuto, 1 minuto e mezzo, 2 minuti va benissimo, inizialmente non sarà facile, anche 30 secondi vanno bene, ok? E dopo 30, 60, 1 minuto, vedi tu dove ti senti a tuo agio, ritorniamo in posizione neutra, ok? In questa posizione neutra noterai un senso di sbandamento, un senso di nausea, un senso di discomfort. È normalissimo, ce l'ho anche io in questo momento che non ho assolutamente problemi al collo. Qual è il nostro lavoro adesso? Stiamo qui 1, 2, 3 minuti. Ok, la mia adesso si è normalizzata e andiamo a fare la stessa cosa sulla parte sinistra. Ok? Piegamento laterale sinistro, ok? Schiena dritta, piegamento laterale sinistro, arrivo dove sento che più di là non riesco ad andare o se vado più avanti sento veramente dolore, non voglio andare a sforzare, ok? Questo è importantissimo. Rimango lì e a quel punto vado a guardare sulla parte sinistra, quindi in basso i miei occhi vanno sulla parte sinistra, verso la mia spalla praticamente. E rimango dritto, ok? Adesso il mio lavoro è semplicemente aspettare e lavorare con respiro. Lento e profondo. Inspiro dal naso e espiro dalla bocca. Non è importante qui quanti secondi ispiri, quanti secondi espiri, è importante qui, diciamo, rimanere concentrati sulla della vista, quindi controlla dove stai guardando, ecco. E dopo 30-60 secondi, 1 minuto, ritorniamo in posizione neutra, di nuovo, riposa. Ok, a questo punto, dopo che il tutto si è normalizzato, vai a ritestare l'esercizio di mobilità, ok? Quindi di nuovo destra, sinistra in rotazione, nota se è cambiato qualcosa, andiamo sulla parte di estensione e flessione e nota se è cambiato qualcosa e di laterale destra e sinistra e nota se è cambiato qualcosa. Ora, questo esercizio è un esercizio che bisogna fare in modo costante, 2 volte al giorno, mattina e sera, fallo per almeno 1 settimana e nota veramente la differenza. Se questo video ti è stato d'aiuto, ti invito a iscriverti a questo canale, mettere un mi piace, se sei interessato a saperne di più sulla parte, se hai problemi cronici persistenti, cervicali o bassa schiena, ho scritto un libro e ho un altro PDF a disposizione in modo assolutamente gratuito che ti metterò in descrizione e puoi scaricarlo e leggerlo immediatamente. Se invece sei interessato ad avere un'assistenza guidata, personalizzata, io lavoro anche a distanza, metterò tutto in descrizione. Ok, per adesso è tutto, grazie per aver guardato questo video. Per la salamandra 2, 3 o le altre versioni di esercizi, anche quelli arriveranno nelle prossime settimane, metterò tutto in descrizione nel video, ok? Grazie ancora e alla prossima, ciao!